Qualità video o qualità audio? Se dovessi scegliere tra una delle due, quale sceglieresti? Secondo me molti di voi potrebbero dire la qualità video è molto importante. Se pensiamo tipo ad esempio a quando acquistiamo una macchina fotografica, una lente, difficilmente chi fa video prima pensa ai microfoni e dopo pensa alle lenti. Generalmente si fa il ragionamento contrario, cioè si cerca una qualità molto alta delle nostre immagini dato sia dal corpo macchina che dalla lente che andiamo a utilizzare per magari avere quel tipo di pasta, per avere quel tipo di resa, e teniamo completamente in ruolo secondario tutto ciò che è audio. Bene, vi posso assicurare che a meno che non state facendo dei film diciamo cinematografici in cui tutto quello che è audio è affidato ad un'altra competenza e quindi voi vi dovete occupare solo di immagini, nel caso invece dovete fare comunque dei contenuti video che hanno sia immagini, quindi video, sia audio, la cosa più importante sicuramente letteralmente è l'audio. L'audio è quella cosa che fa tenere comunque lo spettatore attaccato a quello che state vedendo, vi coinvolge. Se voi tipo guardate qualsiasi documentario, prestate attenzione ok, le riprese sono veramente fighe, ma pensate a quanto lavoro c'è dietro la colonna sonora, dietro gli stacchi, quando viene introdotta la voce fuori campo e quando invece c'è l'audio che compare e magari tiene sull'umore. O se no ad esempio quanto l'audio riesce a dare e a cambiare il ritmo durante la ripresa. Si passa da riprese magari molto morbide, molto tranquille, e dopo praticamente ad esempio può partire un audio in crescita e quindi potrebbe aumentare la tensione, potrebbe aumentare il ritmo, e questo è dato proprio dall'audio che viene utilizzato durante il video. Oltre a questo, oltre al ritmo e alla possibilità di scelta dell'audio che ci si va a inserire sotto le immagini, pensate a quanto è importante la timbrica della propria voce, cioè quanto è brutto ascoltare un'intervista in cui la voce si sente magari gracchiante, magari leggermente bassa, o al contrario parte molto alta. Anche perché facciamo una considerazione: oggi i video stanno veramente dilagando, qualsiasi persona consuma video ogni giorno per la propria formazione personale, per il proprio piacere o comunque anche per l'intrattenimento, e i video ormai vengono ascoltati su diversi device. Molte volte i video vengono ascoltati prima che visti. Vi faccio un esempio: se voi siete in macchina, secondo me anche voi mettete su YouTube, ascoltate magari dei video delle canzoni che vi piacciono o ad esempio dei video formativi su delle cose che vi interessano e lasciate scorrere l'audio e ogni tanto guardate le immagini. Chiaramente se siete passeggeri, se siete guidatori non vi invito a fare questa cosa qua. Sicuramente date molta più attenzione all'audio che al video, no? O comunque magari lo utilizzate come sottofondo mentre state lavorando, o comunque magari andate a fare le vostre passeggiate, fate un po' di sport e sentite ad esempio l'audio di un parlato e magari buttate veramente poche volte l'occhio al video. Ecco, queste sono tutte riflessioni che secondo me portano a farvi capire che l'audio è veramente molto importante. Anzi, se dovessi scegliere tra le due cose, preferirei avere un audio elevato e un video mediocre piuttosto che il contrario, piuttosto che un audio mediocre e un video veramente ben fatto, perché comunque alla fine tutti siamo concentrati sulle immagini, ma l'audio è l'elemento veramente importante che ci tiene incollati allo schermo e fa la differenza tra un video mediocre e un video ben fatto. L'attenzione alla scelta delle colonne sonore audio, l'attenzione ai suoni e alle musiche che ci sono sotto al video, l'attenzione agli stacchi, l'attenzione ai volumi, la timbrica e la qualità della voce fuori campo o della voce in campo quando c'è un'intervista fanno veramente la differenza tra un video mediocre e un video secondo me altamente qualitativo. Questo chiaramente è un puro mio punto di vista, dimmi pure cosa ne pensi, puoi scrivermi qualche commento qua sotto e sono sempre a disposizione. Grazie mille.